partita politica lo ha annunciato oggi da Villorba il presidente Zaia, che nei prossimi giorni incontrerà il ministro Gelmini. Poche decine di persone alle manifestazioni simultanee dei No Green Pass che minacciavano di bloccare i treni a lunga percorrenza, da stamane le stazioni blindate dalle forze dell'ordine. Annullata all'ultimo momento la visita a Padova del ministro della Salute Roberto Speranza, prevista domani. Intanto il locale che ospitava l'evento è stato minacciato sul web dal popolo Novax. 3 persone, tra cui 2 minorenni, sono state denunciate dai carabinieri perché ritenute responsabili dell'aggressione ad uno studente avvenuta ad Oderzo lo scorso aprile. Siamo entrati nell'ex caserma Serena di Casier, dove da stanotte si trovano le 4 famiglie afghane scappate dall'orrore dei talebani. Lo abbiamo fatto per vivere, vogliamo un futuro per i nostri figli, subito la vaccinazione per i gruppi. Venerdì pomeriggio i funerali del sindaco di Rozzo, Aldo Pellizzari, morto annegato mentre si trovava in vacanza con la famiglia in Toscana. Si alza il sipario sulla 78esima mostra del cinema di Venezia, con l'arrivo del Leone d'Oro alla carriera Roberto Benigni e del capo dello Stato Sergio Mattarella. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Lo avete sentito anche dai titoli. In primo piano torniamo a parlare di autonomia, perché si riapre la partita politica. Lo ha annunciato oggi dalla Marca Trevigiana, da Villorba per l'esattezza, il presidente del Veneto Zaia, che nei prossimi giorni incontrerà il ministro Gelmini. Sul tavolo anche la questione vaccini, alla luce del clima di tensione crescente con no Vax e no Green Pass. Conto già dalla prossima settimana a fare un altro incontro con il ministro Gelmini, mi incontrerò anche con i tecnici per cominciare ad abbozzare quello che saranno i passi successivi per portare avanti il nostro progetto di autonomia. Da qui si riparte già nei prossimi giorni, assicura il presidente Zaia a Villorba, per presentare il candidato sindaco di Lega e Fratelli d'Italia. Sindaci, dice il governatore, che proprio nel percorso dell'autonomia hanno un ruolo chiave e non manca un mezzo avviso ai naviganti. L'autonomia ce la meritiamo, ho bisogno di una squadra di sindaci che ci credano. Io ho ancora 4 anni da fare in regione, molti sono felici, però sta felicità gliela tolgo all'ultimo istante. Più in generale la questione politica resta immutata, così come pare di capire le resistenze centrali, nonostante le dichiarazioni di principio. Non è che a Roma fanno i salti di gioia per l'autonomia del Veneto, però fortunatamente, avendo un referendum alle spalle con 2.273.000 veneti che hanno votato, è più facile andare lì a battere i pugni. Si riprendono bene, le attività, anche perché sono state ferme ormai una ventina di mesi a causa del coronavirus. Coronavirus che, va detto, continua a colpire, come dimostra il numero dei ricoveri in costante aumento, ma comunque circoscritto a livello ospedaliero grazie ai vaccini, campagna vaccinale che Zaia rivendica. Siamo arrivati a 6 milioni e mezzo di dosi. Sentite, io penso una cosa, che sia un fatto di civiltà. Noi non siamo chiamati a decidere se devi vaccinarti o no, ma siamo chiamati a darti l'opportunità di vaccinarti se vuoi vaccinarti. Ma se tu non ti vuoi vaccinare, la tua libertà finisce dove inizia la mia. E deve essere chiaro questo. Questa è la domanda tutt'altro che retorica, nei giorni in cui aumentano gli attacchi di alcune frange del popolo Novax e No Pass, un clima d'odio che preoccupa. Dal 22 febbraio 2020 che stiamo inanellando minacce, lettere minatorie e altro. È segno dei tempi, mi sento solo di dire che il conflitto e la violenza non serve a nulla. Concetto ribadito dal palco con toni molto più forti. È vergognoso e vomitevole sentire persone che ancora dicono in giro che è la roba che riguarda i vecchi, che è una roba che riguarda i malati, perché non hanno diritto di vivere queste persone. Noi veneti non siamo così. La vaccinazione, cari signori, lasciatemelo dire, ci sta portando fuori da questo casino. Ed è stata intanto un flop la manifestazione No Pass annunciata nei giorni scorsi sui social, che doveva portare ad un blocco ferroviario nelle stazioni italiane, comprese e anche venete, comprese quelle di Treviso e Conegliano. Nel capoluogo della Marca, nello specifico, i manifestanti sono stati poco più di una decina. Imponente invece il dispiegamento di forze dell'ordine. Stia tranquillo, non abbia paura. Avete paura? Così tanto avete paura.
Una decina, poco più, poco meno, i no Green Pass che si sono ritrovati davanti alla stazione di Treviso per quella che su Telegram era stata annunciata come una giornata di mobilitazione con tanto di blocco della circolazione ferroviaria, minaccia che ha portato un imponente dispiegamento di uomini e mezzi a Treviso capoluogo come a Conegliano, tra le 54 città italiane nel mirino. Diversi gli operatori schierati a supportare la Polfer, anche la questura, i carabinieri e la polizia locale. Alla fine però il flop è stato evidente, ad ammetterlo gli stessi manifestanti. Anch'io mi sono stupito che ci fosse poca gente, evidentemente non è stato pubblicizzato. Io mi sono imbattuto per caso in un opuscolo, un volantino praticamente. A incidere forse gli appelli delle istituzioni a non esacerbare i toni e la prospettiva di sanzioni immediate. Nessuno tra chi c'è dice però di voler occupare i binari, altri tirano in ballo parallelismi storici estremi. Sono qui solo per la manifestazione qui e non per occupare i treni. Dice siamo pacifici. No, io sono pacifico, io sono un divulgatore del Vangelo di San Marco. Il Green Pass, come dicono tutti, è semplicemente un mezzo surrettizio per indurre la gente a vaccinarsi, una specie di piccolo o grande ricatto, perché rende la vita difficile a chi non è vaccinato e non è corretto. C'è in ballo quello che è successo anni fa, che anche anni fa è stata così. Anni fa è stata così, c'era la scienza dietro. E gli ebrei sono finiti in campo di concentramento con gli zingari, con i sacerdoti. Non è un'estremizzazione questa? Perché... Lei le pare che sia un'estremizzazione questa? Con la polizia schierata non posso neanche entrare in stazione? Che se vado su qualsiasi posto a mangiare seduto non posso farlo, devo star fuori? Le pare che questo è normale? Nessuna protesta nemmeno in stazione a Mestre contro il Green Pass e qualcuno dice noi non siamo gli aggressivi che vogliono far credere. Forze di polizia posizionate proprio qui all'ingresso della stazione di Mestre, ma anche nella parte interna dove gli agenti stanno controllando se chi deve oltrepassare il varco abbia effettivamente un biglietto per salire a bordo di un treno oppure no. Tutto per bloccare la manifestazione che era stata annunciata dai no Green Pass, che però non si sono presentati. In molti, nel primo giorno in cui il Green Pass diventa obbligatorio in Italia per viaggiare su molti treni, si aspettavano una protesta anche eclatante, comprese le forze dell'ordine, ma non c'è stata. Davanti alla stazione di Mestre la situazione era come gli altri giorni. Una signora però ha tentato di spiegare il motivo di questa assenza da parte di chi non accetta l'utilizzo del Green Pass, lei compresa. Noi nel web abbiamo ricevuto questa locandina che si faceva le manifestazioni in tutta Italia alle stazioni. Dunque molti di noi hanno detto è impossibile farlo. Questo, continua la signora, perché la nostra intenzione non è mai stata quella che vogliono far passare, ovvero di manifestare in maniera aggressiva. Noi quando abbiamo organizzato su tutte le manifestazioni, Padova, Venezia, Mestre, non è mai accaduto nulla e c'è stata un'ampia partecipazione da parte, scusate se mi tolgo via gli occhiali, hanno invece fomentato dire che siamo dei violenti, cioè dalla stampa ai giornalisti. Cioè signora, lei sta dicendo che la stampa vi sta dipingendo come quelli che non siete? Quello che veramente non meritiamo, perché è gente per bene, gente che si è informata, che ha una coscienza e che non è violenta. E a dimostrazione di questo avrebbero dunque deciso di non presentarsi, anche perché, ribadisce la signora, che è passata per vedere come fosse la situazione, da noi non sarebbe mai partita una proposta così. Sapevano che non era stato organizzato da noi, è stato organizzato dal sistema, ripeto, dal sistema. Intanto per giovedì mattina è previsto un presidio pacifico contro il Green Pass davanti ai palazzi di Regione, Venezia compresa. Ma da oggi Green Pass obbligatorio non solo sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza, ma anche per i docenti e il personale scolastico e poi all'università anche per gli studenti universitari. Manifestazione del mondo no Green Pass nel primo giorno proprio di inizio per la scuola, per materne e nidi davanti al Provveditorato agli Studi di Vicenza.
Il mondo della scuola No Green Pass torna a far sentire la propria voce. Manifestazioni in mattinata sotto gli uffici del provveditorato agli studi di Vicenza. Insegnanti, personale ATA, lavoratori della scuola e genitori uniti hanno ancora una volta ribadito la propria posizione in vista dell'apertura del 13 settembre del nuovo anno scolastico, chiedendo ed ottenendo alla fine di essere ricevuti dal provveditore, al quale hanno presentato una lettera proposta. Una proposta di aprire un dialogo, un tavolo di confronto tra provveditore e docenti che hanno dei dubbi rispetto alle legittimità da un lato del Green Pass e anche all'efficacia nella tutela della salute. Dubbi loro sul valore del Green Pass quale strumento di tutela della salute pubblica, in quanto chi è vaccinato o ha l'esenzione al vaccino, dicono, potrebbe comunque contagiare, e sul tampone replicano: perché non fare test salivari per tutti? Lettera consegnata, ma il provveditore che l'ha ricevuta sull'apertura di un tavolo rimanda a prefetture d'ufficio scolastico regionale, e già i No Green Pass della scuola pensano a nuove manifestazioni. Intanto l'inizio del nuovo anno scolastico è alle porte e loro sono pronti a resistere nonostante il rischio di perdere il posto di lavoro. La nostra intenzione è di resistere per quanto c'è possibile, perché è chiaro, tutti noi abbiamo una famiglia, quasi tutti noi, praticamente tutti noi abbiamo uno stipendio, e quindi non è che abbiamo la possibilità di resistere all'infinito, no, se ci tolgono lo stipendio, ma certamente abbiamo intenzione di procedere in questa azione, e se necessario avvieremo anche delle azioni legali a tutela dei nostri diritti. E allora abbiamo detto primo giorno di scuola per nidi e materne, restiamo a Vicenza dove tutti gli operatori si sono presentati a scuola muniti di Green Pass. Il personale che si è presentato al lavoro aveva tutto il Green Pass, qualcuno non era vaccinato ma aveva provveduto al tampone, per cui fa testo il Green Pass, qualunque sia la modalità che hanno scelto per ottenerlo. Quindi soddisfazione, averlo visto, come diceva ieri, che aveva un senso di responsabilità, allora si affidava su questo. Sì, il senso di responsabilità degli educatori è sempre altissimo. Non ha dovuto ricorrere a sostituzioni? Stamattina, per quanto riguarda stamattina, no, vedremo i prossimi giorni. L'anno educativo a Vicenza quindi parte in serenità e senza incertezze. Aperti regolarmente i 10 asili nido comunali che ospiteranno 424 piccoli alunni. Le inquietudini sul possesso del Green Pass dei 67 educatori sono svanite questa mattina. La soddisfazione delle mamme. Oggi si inizia, felici di iniziare, anche perché i bambini si divertono molto e si spera di tenere che venga sempre offerto il servizio. Era preoccupata? No, preoccupata no. Ma tranquilla, anche se lui piangeva un po', però insomma poi qui si trova bene, ecco. Serena, sì. Si inizia bene? Si inizia bene, assolutamente. La preoccupazione sul Green Pass, queste questioni? No, al momento no, speriamo che vada bene anche l'autunno. Soddisfatto anche il primo cittadino che ha voluto presenziare all'inaugurazione dell'anno scolastico all'asilo nido Piarda. Ma è andata molto bene, i numeri sono numeri importanti, le presenze dei bambini sono aumentate, quindi un supporto alla famiglia da parte di un servizio pubblico della nostra amministrazione comunale, e soprattutto andando incontro alle famiglie con una scontistica del 20% sulla tariffa per la presenza dei bambini sia nelle materne che nei nidi, e questo è un segnale che abbiamo voluto ribadire rispetto già al 2020. Uno sforzo dal punto di vista economico fatto proprio per aiutare queste famiglie che magari, di cui alcune sono naturalmente in difficoltà. Annullata all'ultimo momento la visita a Padova del Ministro della Salute Speranza, che doveva inaugurare la festa di Articolo 1, ma intanto il locale che avrebbe dovuto ospitare l'evento è stato insultato e minacciato sul web dal popolo Novax. Il ministro Speranza non sarà a Padova perché deve partecipare ad un Consiglio dei Ministri straordinario previsto proprio per domani pomeriggio. Purtroppo per impegni istituzionali è stato convocato un Consiglio dei Ministri, non potrà essere in presenza qui alla nostra festa per inaugurarla come era previsto, ma alle 9 di sera sarà collegato con noi per un messaggio, una piccola videoconferenza. L'annuncio della sua presenza in città aveva smosso un'ondata di odio nei confronti del ristorante che ospita la festa Pane Rose organizzata da Articolo 1. Il ministro della Salute infatti doveva aprire l'evento e parlare al pubblico riunito nel giardino del ristorante
ristorante etico-solidale Strada Facendo di Chiesa Nuova, gestito da Don Luca Favarin. Nell'ultima settimana il locale è stato investito da una pioggia di cattive recensioni e insulti fino alle minacce arrivate via mail proprio questa mattina alla vigilia della festa. L'ultima mail ricevuta dal ristorante è il comitato di accoglienza per il pupazzo del potere che ha ucciso migliaia di persone, si sta organizzando, vogliamo tutti vedere da vicino la faccia del nuovo nazismo, travestito e coperto dalla Chiesa di Roma. Complimenti per l'ospite illustre, il Padre Eterno saprà ricordarsi di lui e di voi. Le minacce semplicemente per aver ospitato una manifestazione di articolo 1 con la presenza del Ministro Roberto Speranza, questo è inaccettabile. Credo che l'evidenza scientifica abbia dimostrato chiaramente che il vaccino combatta il Covid. In questa festa si potrà entrare solo con il Green Pass perché vogliamo assicurare a tutti i cittadini che verranno alla festa tranquillità e serenità. La festa Pane e Rose dal 2 all'8 settembre tratterà soprattutto i temi della salute e dei profughi. Per entrare sarà necessario il Green Pass. Tra gli ospiti sono previsti il ministro Federico D'Incà, Massimo D'Alema e Pierluigi Bersani. Un'occasione a livello locale per riunire tutta la sinistra e anche il Movimento 5 Stelle in vista delle amministrative padovane previste per la primavera del 2022. Cercare di far dialogare tutti quei mondi della sinistra e del centro-sinistra in maniera tale che possano stare insieme per vincere la sfida che ci sarà fra poco meno di un anno. Quindi il dialogo che parte anche attraverso questo momento di festa. Siamo alla cronaca. 3 persone, tra cui 2 minorenni, sono state denunciate dai carabinieri perché ritenute responsabili di un'aggressione avvenuta ad Oderzo, in provincia di Treviso, lo scorso aprile ai danni di uno studente 19enne. Sono state fondamentali per le indagini dei carabinieri di Oderzo le immagini delle telecamere di videosorveglianza, così come le testimonianze di alcuni ragazzi non direttamente coinvolti nei fatti, ma presenti ai giardini pubblici comunali di Oderzo lo scorso 24 aprile, al momento dell'aggressione ai danni di uno studente di 19 anni. Quel giorno, intorno alle 19:30, al culmine di una lite per futili motivi, il giovane era stato accerchiato e poi colpito con calci e pugni che gli avevano fatto perdere i sensi. I responsabili erano poi fuggiti, mentre lo studente era stato trasportato all'ospedale Opitergino con un trauma cranico commotivo, una momentanea amnesia e altre contusioni al volto, giudicate guaribili con alcuni giorni di prognosi. I militari dell'Arma avevano subito avviato le indagini, che hanno portato ora alla denuncia in stato di libertà per lesioni personali aggravate ed omissioni di soccorso di un 16enne di origini albanese, un 17enne italiano e un 30enne anch'egli di origini albanesi. E sono arrivati nella notte in Veneto i 100 profughi afghani in fuga da Kabul, nella Marca Trevigiana, nello specifico 21 le persone giunte nell'ex caserma Serena di Dosson di Casier. Per la prima volta siamo entrati con le nostre telecamere nel centro d'accoglienza e li abbiamo incontrati. Ex caserma Serena di Dosson. Entriamo per la prima volta all'interno del centro di accoglienza. L'ala è quella destinata alle famiglie afghane in fuga dal regime talebano, collaboratori dello Stato italiano messi in salvo insieme ai loro cari. C'è il sindaco di Casier, Renzo Carraretto, venuto a incontrarli, il presidente della nuova facility che ha in gestione la struttura, Gian Lorenzo Marinese, arrivato appositamente da Lampedusa e che racconta l'aspetto che più l'ha colpito. Sono arrivate 2 persone in uno stato di età veramente avanzato, che dici cosa sono in questo momento, come hanno fatto a trovare la forza di lasciare il loro paese in un momento così complesso, come hanno fatto? Quanti anni hanno circa? Oltre 80 anni. È l'ora di pranzo, grandi e piccoli stanno mangiando, ma 2 capifamiglia ci parlano volentieri, sforzandosi di ricordare l'italiano imparato negli anni dai nostri connazionali in Afghanistan. È uscito dall'Afghanistan, era stato un casino, sono sacchi gente, è stato filo, troppe persone, però erano italiani, ho fatto aiuto, esercito, mi hanno chiamata, sono andato dentro aereo, poi un giorno è stato in Kabul, dopo ho passato Pakistan, Qatar, dopo è arrivato in Roma. Era 10 anni che nel 2009 che era stato con gli italiani, però assistente PX. Non è una scelta, però sono obbligato a venire qui. Sono talebani, uccide gente che è stata con gli ISAF, NATO o fuori di Afghanistan, è stato con loro, uccidere, sono stati noi qui. Hanno detto che dopo che è arrivato i talebani è molto pericoloso per noi, per la nostra famiglia. Io con mia moglie e 2 figli siamo qui.
grazie a tutti gli amici qui, hanno provato tantissimo, tutti cose. In Italia per sfuggire alla morte, ma già pensando a ricostruirsi una vita per loro e soprattutto per i figli. Io sto cercando per un lavoro, non voglio che rimane siedi. Io sono stato insegnante di università, voglio lavoro anche qui. I miei figli sono studenti di medicina, io voglio loro per continuare il loro studi. Il soggiorno all'ex Serena dovrebbe durare poche settimane. Ma la struttura si dimostra nuovamente presidio del territorio. In un momento di emergenza noi ci siamo, offriamo la nostra assistenza e accoglienza e poi sarà compito della prefettura nelle prossime settimane, una volta che avremo finito tutte le procedure sanitarie, individuare altre soluzioni abitative per loro. Saranno celebrati venerdì alle 15 i funerali del sindaco di Rozzo, Aldo Pellizzari. La tragica scomparsa di Aldo Pellizzari, sindaco di Rozzo, lo scorso venerdì 27 agosto, continua a sconvolgere l'intera comunità. L'autopsia disposta dalla famiglia per fare luce sulle cause del decesso è stata ultimata nel tardo pomeriggio di martedì. La salma rientrerà a Rozzo giovedì 2 settembre, dove sarà prevista la recita del rosario alla chiesa parrocchiale alle ore 19, mentre i funerali si terranno venerdì 3 settembre alle ore 15, sempre nella chiesa del paese. Voltiamo pagina, andiamo al Lido di Venezia dove si alza il sipario sulla 78esima edizione della Mostra del Cinema. Per questa inaugurazione arrivati in Laguna il Leone d'Oro alla carriera, Roberto Benigni e anche il capo dello Stato Mattarella. Allora ci racconta queste ore d'apertura il nostro Lorenzo Maier. Buonasera Lorenzo. Buonasera Francesca, buonasera a tutti voi. Allora, tempismo perfetto di Antenna 3 perché il capo dello Stato e Roberto Benigni sono arrivati qui proprio 3 minuti fa al Palazzo del Cinema. Il cerimoniale è un po' in ritardo rispetto alle previsioni e quindi la scaletta è stata in parte modificata. Sono entrati, non hanno rilasciato per il momento dichiarazioni, hanno comunque salutato sul red carpet Benigni, la folla che lo acclamava, mentre il capo dello Stato ha optato per l'entrata secondaria, quello lato casino. C'è grande entusiasmo, ovviamente il Lido si è vestito a festa e questa sera il film di Pedro Almodóvar, il primo in concorso, aprirà nel Venezia 68 la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Lorenzo, sono tante le star internazionali attese al Lido che dopo lo stop dell'anno scorso, quando la pandemia ha bloccato proprio l'arrivo delle star da Hollywood, quest'anno tornano protagoniste in questa 78esima edizione. Certo, tante star americane, 5 film italiani in concorso e domani ci sarà già il premio Oscar Sorrentino, il maestro Sorrentino che debutterà con il primo dei 5 film italiani in concorso con È stata la mano di Dio, una partecipazione, come giustamente ricordavi, internazionale, perché sono ben 64 i paesi partecipanti, tutte le delegazioni dopo l'edizione 2020, che è stata un po' un'edizione pilota simbolica, saranno presenti sul red carpet di Venezia e del Lido. Il ministro Franceschini poco fa, l'abbiamo sentito, ha detto il premio più meritato del Leone d'Oro a Roberto Benigni non ci poteva essere, è un grande segno anche per il cinema italiano e con questo auspicio penso che la mostra possa partire alla grande. Grazie Lorenzo Maier, naturalmente buon lavoro per questa sera e per i prossimi giorni alla Mostra del Cinema. Ciao Lorenzo, grazie. Grazie a voi. Ed è un fitto calendario di incontri per approfondire il cinema in tutti i suoi aspetti. Il Veneto Film Commission sbarca al Festival del Lido di Venezia con uno spazio eventi organizzato insieme alla Regione Veneto che sarà attivo per tutta la durata del festival. Un programma ricchissimo, si va da Sorrentino ad Almodóvar, abbiamo appunto 2 premi Oscar tanto per dire, ma ce ne sono tantissimi altri. Tra l'altro Barbera quasi ogni anno azzecca l'Oscar, quindi insomma ce lo aspettiamo anche quest'anno.
Tra gli addetti ai lavori che seguiranno con particolare attenzione le proiezioni del 78esimo Festival Cinematografico di Venezia c'è anche Jacopo Chessa, direttore della Veneto Film Commission, che assieme alla Regione Veneto ha allestito nello storico Hotel Excelsior a ridosso del Palazzo del Cinema uno spazio eventi con un ricco calendario di appuntamenti di approfondimento a 360 gradi sulla settima arte. Veneto è un set ideale perché ha tanti scenari molto diversi gli uni dagli altri, per cui si va dalla montagna al mare, alla laguna, al lago, al fiume, alle città d'arte, quindi insomma effettivamente per le produzioni il Veneto è una grande risorsa. Noi esistiamo da poco, diciamo che la fondazione è data di 2 anni fa, l'operatività di 1 anno e mezzo circa, quindi di fatto siamo la più giovane film commission italiana e sicuramente anche con l'introduzione del fondo di sostegno a una produzione da parte della Regione Veneto c'è un grandissimo interesse verso il Veneto come set. Oltre a promuovere un territorio, a preservarne e valorizzarne la cultura e le diverse realtà, il cinema rappresenta anche una risorsa economica in grado di creare migliaia di posti di lavoro. Il Veneto sicuramente ha moltissime figure estremamente capaci, estremamente professionali. C'è da fare un grande investimento in formazione, soprattutto per le generazioni più giovani. Più o meno quanta gente lavora nel cinema in Veneto? Bella domanda. Io credo che siamo nell'ordine di qualche migliaia, con un grande punto di domanda che sono tutte quelle realtà che sono a scavalco. Penso banalmente alla ristorazione e agli alberghi, che ovviamente hanno una grandissima parte, tutto l'indotto ha una grandissima parte, o le location, e quella è difficile da stimare. E adesso una notizia che riguarda la nostra programmazione, perché da lunedì 6 settembre ritorna Ring, la politica alle corde, la trasmissione di attualità della prima serata di Antenna 3 condotta dal vice direttore di Media Nord-Est Ferdinando Avarino. È un autunno ricco di temi, quello che sta per iniziare, a cominciare dalle elezioni comunali in Veneto il 3 e 4 ottobre prossimi, il primo confronto a livello locale dopo l'insediamento del governo a guida Mario Draghi. Ogni lunedì sera dalle 21:15 i protagonisti della politica e dell'attualità torneranno a confrontarsi. Appuntamento dunque da lunedì 6 settembre dalle 21:15 in diretta con Ring. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buona serata. Benvenuti al meteo. Pressione atmosferica ancora stabile sull'Italia. Ne beneficerà anche il nostro territorio con una giornata, quella di giovedì 2 settembre, all'insegna del bel tempo. Vediamo dunque il dettaglio. Sul Veneto il contesto sarà decisamente buono, con tanto sole un po' su tutti i settori e cielo al massimo poco nuvoloso. Qualche addensamento ci sarà, specialmente in prossimità dei rilievi, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature gradevoli, minime tra 12 e 17 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 22 e i 28 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo anche qui una splendida giornata soleggiata. Il cielo sarà sereno o velato, senza piogge degne di nota. Temperature minime tra 14 e 17 gradi, massime sui 25 e 26 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove non cambia lo scenario, con un ampio soleggiamento e cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime intorno ai 16 gradi, massime infine sui 28-29 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.